Una malattia con invalidità grave, l'insostenibilità di una situazione diventata drammatica giorno dopo giorno e qualcosa che alla fine scatta nella mente, non facendola più ragionare sulle conseguenze. Il copione della tragedia purtroppo è già visto e anche il terribile epilogo, stamane nel porto di Bardolino, quando il corpo di Bortolo Consolini è stato trovato sotto la barca del figlio, ormeggiata. Il 78enne si è gettato nel Garda poco dopo aver tolto la vita alla moglie, Letizia, soffocata nel suo letto, gravemente malata da tempo. Pochi dubbi su questa ennesima tragedia della disperazione legata alle condizioni di salute di un familiare, tanto più una moglie, una compagna di vita. Bardolino è sotto shock, Bortolo e Letizia erano molto noti nel comune gardesano. Poco dopo il ritrovamento dell'uomo, i carabinieri di Peschiera del Garda hanno velocemente ricostruito le fasi del dramma. Fondamentale il biglietto trovato sul tavolo di cucina dell'abitazione della coppia. Poche frasi per spiegare cosa era successo e cosa stava per succedere. Stamane la svolta tragica pensata chissà da quando. Consolini ha ucciso la moglie malata col cuscino del letto, poi ha vergato quelle poche righe, si è diretto al porto e si è buttato nel lago. La salma dell'anziano è stata recuperata dai vigili del fuoco e dalla polizia locale. Sul posto anche il sindaco di Bardolino, Lauro Sabaini, scosso come tutta la comunità.